ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. C'è anche un militare catanese, Giuseppe Bucolo, luogotenente dei Carabinieri, tra gli 11 destinatari di misura cautelare in carcere messa dal GIP di Napoli dopo le indagini dei militari del comando provinciale partenopeo. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di usura, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo, tutti aggravati dalla finalità di favorire il sodalizio camorristico. Cateno De Luca è ricoverato nell'ospedale universitario Gaetano Martino di Messina e le sue condizioni non destano preoccupazioni. È quanto si legge nella nota dell'ufficio stampa del leader di Sicilia Vera e deputato regionale, sottolineando che il paziente sta bene ed è ancora in osservazione per ulteriori accertamenti. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e questo momento lasciando spazio soprattutto alla famiglia. Invitiamo dunque ad aspettare notizie ufficiali, conclude la nota. Il Tribunale di Catania ha condannato l'azienda ospedaliera Policlinico di Catania a risarcire 65.000 euro ai familiari di una donna deceduta a causa di una malattia rara e alla quale invece era stata diagnosticata una patologia rivelatasi poi errata. La donna, ricostruisce l'Associazione dei Consumatori Centro per i diritti del cittadino, si recò nella struttura ospedaliera catanese nel 2010 per problemi di salute che avevano reso necessaria una biopsia. La diagnosi fu di tumore, invece si trattava di sclerosi sistemica. Continuano le proteste contro il caro bolletta dopo l'appuntamento di Mazara del Vallo della scorsa settimana che ha visto in piazza più di 2000 persone. Oggi è stato il turno di Palermo. Scendiamo in piazza insieme a tutti gli altri comuni della Sicilia per lottare uniti ad altri lavoratori e famiglie per scongiurare la chiusura delle attività e la perdita di posti di lavoro, dichiara Gioacchino Quartararo, promotore della manifestazione. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.